talento a quello là. Vuoi vedere che alla fine ce la fa? Come anch'io da ragazzino che ho seguito il mio destino e 3000 la mia voce è ancora qua. 1000 voci Suonano potenti come 1000 baci. Quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci crederai. 1000 voci, Mani che si stringono con 1000 amici, 1000 luci che riaccenderai. 1000 voci. Ben trovati a tutti, ben trovati agli amici che sono qui in studio, con me aprono questa 19ª edizione di 1000 Voci, ben trovati a voi che ci seguite in tantissimi da casa e che in tutti questi anni vi siete affezionati a questa trasmissione e ci accompagnate con tanto affetto. Siamo arrivati alla 19ª edizione. Ogni anno arrivare qui è un'emozione enorme perché affrontiamo sempre tante difficoltà e in questi anni il pubblico di 1000 Voci ha potuto assistere all'esibizione di tantissimi artisti che si sono esibiti. Potete trovare tutte le puntate di 1000 Voci sul canale 1000 Voci di YouTube e anche le singole esibizioni di tutti gli artisti che sono stati ospiti di 1000 Voci in tutti questi anni. Perché dico questo? Perché iniziamo con una nota un po' nostalgica, forse anche un po' triste, perché molti degli artisti che hanno partecipato a questa trasmissione nel tempo sono venuti a mancare. Uno per tutti, vi ricordo Gianni Nazzaro, che ha anche presentato questa edizione di le edizioni di 1000 Voci in passato, quindi ma quest'anno l'inizio di 1000 Voci ha un sapore ancora più triste, perché chi ci segue sa che nel corso degli anni sono stata accompagnata da dei musicisti in studio. C'è stato un anno in cui avevamo la 1000 Voci Band. Dal 2020 in poi sono stata accompagnata fino all'anno scorso da un carissimo amico, una persona splendida, una bella persona che si è fatta voler bene da tutti noi, da tutte le persone con le quali ha collaborato e che non è con noi, che non è più con noi, perché purtroppo è venuto a mancare qualche mese fa. E quindi il nostro pensiero e il nostro omaggio per iniziare questa 19ª edizione di 1000 Voci è per il maestro Alessandro Alessandro. Questa era la colonna sonora di questa trasmissione che era l'agenzia matrimoniale. Una cosa all'epoca, in quegli anni, veramente all'avanguardia. Le persone scrivevano a questa trasmissione per partecipare e tutti i giorni noi eravamo in compagnia del maestro Alessandro Alessandro E di Marta Flavi. Questa non la sentivi perché andavi a letto presto. Bravissimo, però no, cercavamo di resistere perché ci piaceva tanto pure questa cosa del Maurizio Costanzo. Sono state 2 trasmissioni nell'ordine, prima il Maurizio Costanzo Show e poi anche l'agenzia matrimoniale, veramente di grande successo. Sì. Quando poi in realtà le televisioni che si vedevano nell'elettrodomestico erano poche. Mi hanno scritto, mi hanno detto: ma tu non facevi anche quella trasmissione? E io ti voglio ricordare la prima trasmissione in assoluto che ho fatto. Sì? Correva l'anno 1983. Io comunque ero piccola, quindi sono giustificata. Ero nata, grazie del complimento. E la sigla era molto romantica. Senti come vediamo. Oh. Eccetera, eccetera. Carina. Ed era Fascination con Maurizio Costanzo e Peppino Di Capri.
Beh, E c'ero anch'io, un esordio strepitoso. È vero, è vero. pazzesco, E poi hai avuto una grandissima carriera fino ad arrivare qui da noi a Mille Voci. Un inizio commovente e un omaggio dovuto, voluto da Gianni Turco proprio per salutare Alessandro. Alessandro, alla sua famiglia, ai suoi figli va il nostro abbraccio. Grazie Alessandro per essere stato con noi e siamo contenti di aver avuto la possibilità di condividere con lui questa parte di questa esperienza. Bene, cercando di riprenderci adesso da questa emozione... Avevo bisogno di un sostegno, lui mi ha sostenuto in tantissime edizioni, delle ultime edizioni di Mille Voci, ha condiviso con me un percorso col maestro Alessandro, non potevo che non partire con lui in questa puntata. Riccardo Antonelli! Buonasera, ciao Daphne. Tesoro, io e te abbiamo fatto tante edizioni di Mille Voci, tu ne hai fatte ancora prima che io arrivassi e approdassi a Mille Voci perché conosci Gianni Turco da tantissimo tempo. Abbiamo condiviso questa bellissima esperienza anche con il maestro Alessandro. Certo. Quindi le nostre scanzonatissime. I nostri scanzonatissimi, sempre video che potete trovare sul canale di Mille Voci. E quindi voglio proprio aprire con te questa 19ª edizione. Tu mi terrai compagnia per tutte le puntate di questa edizione, quindi diciamo che ce la aggiustiamo un po'. A tua disposizione. Bravo, così mi piaci. E quando stavamo facendo l'organizzazione col Turco, facciamo con cosa cominciamo? Adesso chi ci conosce, chi ci segue lo sa. Qual è la tipica canzone tanto amata dal Turco? E qual è? Quella napoletana, naturalmente. Assolutamente. Quindi... e quindi niente, va bene. L'annuncio io? Annunci tu, vai. Acquarello napoletano. Riccardo Antonelli! Dipingerti non so, permettimi descrivere ti può. Si indora l'aria di limoni, strimpella ogni angolo un pianino, di fichi d'indi e di melloni, sa le bocche chieste e date per amore. Fantasma bianco Pulcinella, motteggia e passa tra la folla, la statua d'una Lucianella, bronzo pare nella luce del gran sol. Settimana di 7 feste, questa è Napoli, punto e basta. Passa il guapo con le maestre, salsa il grido dell'acquaiuolo. Ogni vicolo è un San Carlino, scene comiche, battimani, lo scugnizzo fa il ballerino sul fischiare del pizzaiuolo. Dei giardini, dischiude amore tutti i balconi, fra stelle barche, concertini, le lampare rosse, specchi ansi del mare. Madonna notte ci convida
venite o musici o poeti, da questa tavola imbandita prenderemo all'incantesimo luna. Mia Napoli descriverti non so, la musica cantare sol ti può. Te faccio vero broro, te pur verace, chi ne beve Grazie. Riccardo Antonelli, grazie Riccardo. Avremo modo di incontrarci nelle prossime puntate di Mille Voci. Noi andiamo subito avanti. Ah no, volevo dire che i video che vedete alle spalle dei nostri artisti sono dei video, per la maggior parte, quasi tutti, sono stati creati e messi insieme, ideati dal nostro regista Gianni Turco. Quindi avete potuto vedere tutte delle bellissime immagini della bella Napoli. Andiamo avanti con questa puntata con un'altra carissima amica di Mille Voci, che è Lorenza Bettarelli. Ciao Lorenzo, ciao. sempre splendida, passano gli anni, ma tu veramente sei sempre la stessa. Passano gli anni. E invecchiare è un privilegio, quindi per me va bene così, lo dico sempre, poi in questa occasione maggiormente va ricordato. Quindi mi fa tanto piacere di averti ospite anche in questa edizione di Mille Voci. Tu canti di tutto, sei una cantante poliedrica, fai degli omaggi a delle grandi cantanti della musica leggera, riuscendo a reinterpretare tutte le canzoni rendendole tue, quindi devo dire che sei un'interprete favolosa. Hai cantato anche tutta una serie di inediti che noi abbiamo avuto modo di ascoltare, quindi vi ricordo, se volete, cercate Lorenza Bettarelli sul canale di Mille Voci. Con cosa ci omaggi oggi? La sera dei miracoli. Ho voluto fare un omaggio a Lucio Dalla, anche perché questa canzone poi lui l'ha scritta a Roma, l'ha dedicata a Roma, quindi mi faceva piacere, mi piace molto questo brano, quindi ho provato a interpretarlo. Un omaggio a Lucio Dalla e alla nostra bella città. Esatto. Lorenza Bettarelli. Grazie. È la sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa a pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere, e la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce che si potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio. Una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda. Così nera da sporcare le lenzuola, è l'ora dei miracoli che mi confonde. Mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde. Si muove la città, con le piazze, i giardini e la gente nei bar. Galleggia e se ne va, anche senza corrente camminerà. Ma questa sera vola, le sue vele sulle case sono 1000 lenzuola.
Ci sono anche i delinquenti, non bisogna aver paura ma stare un poco attenti. A due gli innamorati sciolgono le vele come i pirati, e in mezzo a questo mare cercherò di scoprire quale stella sei, perché mi perderei se dovessi scoprire che stanotte non ci sei, perché mi perderei se dovessi scoprire che stanotte non ci sei. È la sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone. Da lontano una luce diventa sempre più grande nella notte che sta per finire, e la nave che fa ritorno per portarci a dormire. Grazie Lorenza Bettarelli, avremo modo di incontrarci ancora nel corso di questa edizione. Voi rimanete lì perché io darò ogni tanto la linea alla regia, la linea al Turco, ma veramente soltanto per 10 secondi. Quindi rimanete lì e ci vediamo fra poco. Linea al Turco. Ed eccoci, come promesso siamo tornati subito in studio perché abbiamo avuto modo di sistemarci per accogliere un altro grande amico di Mille Voci. Li chiamo tutti così perché sono tutti grandi amici, ma lui già l'avete visto in tante edizioni di Mille Voci, un artista, un autore, scrive per sé, scrive per le grandi interpreti della musica leggera italiana. Abbiamo con noi Mimmo Cavallo. È un piacere. È un piacere sempre mio incontrarti. Assolutamente un piacere di nuovo averti qui. Tu scrivi delle canzoni che sono delle canzoni che spaziano, alcune sono romantiche, altre sono un po', come dire, critiche in qualche maniera rispetto ad alcuni aspetti della nostra vita, della nostra società, sì. Quindi ogni tanto ci sono spunti di riflessione nelle tue canzoni. In questa edizione mi ricordo bene che io ti ho presentato in un'edizione in cui eri venuto col chitarrista. Adesso invece abbiamo cambiato accompagnatore e guarda, devo dire che andiamo migliorando però. È una ragazza giovanissima, tra l'altro del mio paese. Ilaria, quindi Ilaria. Facciamo un applauso. Benvenuta Ilaria a Mille Voci. Speriamo che Mille Voci porti fortuna anche ad Ilaria. Ma io penso che gli artisti devono cercare di far promuovere i giovani, no? Ne parlavo con Zucchero tempo fa. E lui va da Bono, Sting, ha detto ma perché non prendi anche dei ragazzetti che in erba così li aiuti, li fai vedere.
Io cerco di fare questo. Assolutamente, quindi sicuramente sarà stata un'ottima scelta, quindi benvenuta Ilaria. Cosa ci fai sentire in questa puntata? In questa puntata affronto un tema un po' difficile, la libertà. Lo vedi? Che l'ho detto io che non sono tutte canzoni romantiche d'amore. La libertà è un tema difficile, lo hanno fatto dei grandi prima di me. E la libertà è una cosa che non si riesce, io me la cavo con 3 parole. La libertà è un boomerang che decide di non tornare indietro, perché è una cosa che non puoi tenere, non la puoi imprigionare, non puoi metterci bulloni. La libertà è un volo di farfalla, è l'acqua nella rete del pescatore. È di difficile definizione, non puoi intrappolarla in poche parole. Però è un tema molto caro a noi autori, per cui come ha fatto Giorgio Gaber e altri, no, prima di me. È un tema talmente difficile che a volte è difficile convivere tutti quanti insieme, tenendo ben presente questo valore che è la libertà, perché poi si dice... E nonostante tutto va perseguita, anche se può comportare difficoltà, e grossi sacrifici. Certo. Per cui grazie a Mimmo Cavallo con La libertà. Che se tu fossi un cactus ed io un palloncino lo stesso ti abbraccerei, appiccicata a te, al tuo cammino con te camminerei. E ho visto occhi che non si arrendono a andare, una donna sa. Ci sono boomerang che non ritornano, hanno scelto la libertà. I want to be free. I want to be free. I want to be free, to be free. Si può rimpiangerla quando non c'è, come un amore, come un amen. Non ha certezze e non ha dogmi, ma slanci e abusi, errori e dubbi. Che siamo simili, che siamo uguali, e basta il cielo che ci perdoni. Quante ferite, quanti giorni ciechi, comunque vedi che stiamo in piedi. I want to be free. I want to be free. I want to be free, to be free. I want to be free. I want to be free. I want to be free, to be free. Fiore carnivoro che sta in agguato e lì mi getterei. Io bolla di sapone su un filo spinato e lì mi poserei. La libertà non porta un abito e non dorme con le lenzuola. E del veleno e dell'antidoto, e quante volte ho detto no senza paura. I want to be free. I want to be free. I want to be free, to be free.
donna sa, ci sono boomerang che non ritornano, hanno scelto la libertà. Mimmo Cavallo resta qui con me. Mimmo Cavallo alla 19ª edizione di Mille Voci e ovviamente, come capirete, ho bisogno di un secondino, quindi linea a Gianni Turco. Mille voci. Mille voci. Mille voci. E bentornati. Adesso inizia la presentazione è un po' difficile. Perché, come sapete, Mille Voci è in distribuzione in tutta Italia, lo potete vedere a livello nazionale, ci sono tantissime televisioni locali che lo trasmettono, andiamo sul canale 68 a livello nazionale, su Bomb Channel, ma Mille Voci arriva anche all'estero, quindi noi siamo ormai internazionali, quindi ci ascoltano anche non solo dall'Europa, ma da tutto il mondo, quindi dal Brasile. Ora, lei è stata ospite di un'altra edizione di Mille Voci, si è trovata così bene che è tornata a trovarci e noi siamo molto contenti perché lei ha una voce stupenda, però ovviamente il titolo della canzone è in francese e quindi lo dirà lei. Io vi presento l'artista, Cathy Varda. Cathy, è un vero piacere averti di nuovo qui a Mille Voci. Sei sempre splendida. Voi potete trovare le esibizioni di Cathy delle altre edizioni di Mille Voci sul nostro canale YouTube e vedrete che lei è sempre così luccicosa, bella, sempre molto curata, con una voce stupenda. Io ti ho sentito cantare anche dei grandissimi successi della musica internazionale, ti ho sentito cantare in inglese, in francese, ma mi dicevi che questa canzone che tu canti in questa occasione è una canzone inedita, l'hai scritta tu. Sì. Adesso di tu. La mia canzone che canta oggi, sì. Canto oggi. Sì, bravissima. Non lasciare dormire i tuoi sogni. Difficile dire suoni. Sogni. In francese è? Ne laisse pas dormir tes rêves. Ecco, quindi poiché tu parli italiano, Don't let your dreams tu parli sleep. Italiano molto meglio di quanto io non possa parlare francese, hai fatto una splendida figura. Oh, thank you quindi, so much. Merci, grazie mille. Onorati di averti qui con noi. A voi per questa 19ª edizione di Mille Voci, Cathy Varda. Grazie. Les ombres éteignent la lumière avec le noir pour somnifère. Et y a pas d'amour dont on ne soit meurtri, pas un discours que l'on se dit fini. Pourtant, ne laisse pas dormir tes rêves longtemps. Boire la vie à la cuillère, mais pas la dose meurtrière. Et y a pas de jour où l'on ne se soit dit que sans amour
chemin de la bonne croisière. Sans aucun secours de l'homme ou de la vie. Au jour le jour, à l'agonie de vie. Pourtant, ne laisse pas dormir tes rêves longtemps. Les ombres éteignent la lumière. Avec le noir pour somnifère. Et y a pas d'amour quand on ne soit meurtri. Pas un discours que l'on se dit fini. Pourtant, ne laisse pas dormir tes rêves longtemps. Ne laisse pas dormir tes rêves. Ne laisse pas. Ne laisse pas dormir tes rêves. Grazie. Cattiva Arnà, grazie per essere stata con noi in questa prima puntata di questa 19ª edizione di Mille Voci. E andiamo avanti con la musica di casa nostra, la bella musica leggera italiana, in compagnia di Domenico Bartolomeo. Ciao Daphne. Ben trovato. Grazie. Compagno di viaggio in tante delle edizioni di Mille Voci. Sì, sono un bel po', non diciamo quanti, ma sono tanti. Sono tante edizioni che stai con noi, anche quest'anno ci terrai compagnia in molte delle puntate di questa 19ª edizione, ci fa piacere. Il nostro pubblico sa che Domenico canta le canzoni della musica leggera italiana e degli autori, dei cantautori. Sì. Iniziamo con... Allora, oggi facciamo un omaggio a Rino Gaetano. Ecco, iniziamo bene. Un'altra scommessa che io faccio con me stesso, perché io di solito faccio sempre scommesse con me. Sento la canzone... Proviamo. Vediamo come va. A volte va, spesso va, qualche volta no, ma insomma, quasi sempre va. Adesso lo faremo decidere al pubblico che è qui e al nostro pubblico a casa se apprezzeremo questa versione di Domenico Bartolomeo della canzone Aida. Aida, sì. Domenico Bartolomeo. Grazie. I suoi ricordi, le sue istantanee, i suoi tabù, le sue madonne, i suoi rosari e 1000 mari e la la la, i suoi vestiti di lino e seta, le calze a rete, Marlene e Charlot. E dopo giugno il gran conflitto e poi l'Egitto è un'altra età. Svastiche e federali sotto i fanali, l'oscurità e poi il ritorno
in un paese diviso, più nero nel viso, più rosso d'amore. Aida, come sei bella, come sei bella, la nostra età. Le tue battaglie, i compromessi, la povertà, i salari bassi, la fame bussa, il terrore russo, Cristo è Stalin. Aida, la Costituente, la democrazia e chi ce l'ha. E poi 30 anni di safari tra antilopi e giaguari, sciacalli e la pelle. Aida, come sei bella, come sei bella, la nostra età. Aida, come sei bella, come sei bella, la nostra età. Come sei bella, come sei bella, la nostra età. Aida, come sei bella, come sei bella, la nostra età. Grazie. Domenico Bartolomeo ha superato la prova, che dite? Sì, sì, assolutamente grazie, sì. Grazie a la tutti. tua voce si adatta a tantissime diverse musicalità, quindi hai superato anche la prova di Rino Gaetano. Grazie. Ci vediamo nelle prossime puntate di questa edizione con Domenico Bartolomeo. Grazie. E adesso invece un nuovo acquisto di questa edizione di Mille Voci, quindi lo conosciamo insieme, Loris Katnar. Adesso mi mette un po' in soggezione, un omone. Allora, Loris, da dove vieni? Io sono Microfono. triestino, sono autore anche di canzoni, lavoro già da MOP nell'ambito della musica con Mediaset, per esempio, e una grossa passione per Elvis. Ecco, forse un po' si poteva intuire, visto Sì. le paillette sulla giacca. Quindi una passione per Elvis, tu comunque scrivi, sei un Sì. musicista, Sì. autore delle tue canzoni, canti anche le canzoni che scrivi oppure... No, scrivo musiche insieme al maestro Silvia Pagni, ero ex segretario di Teddy Reno. Ah, beh, quindi Ok, insomma un bel curriculum nell'ambito Certo. musicale e adesso ospite di questa edizione di Mille Voci. Certo. Con molto piacere. Ho ti fatto ospitiamo. questo brano con l'orchestra Sì. di Silvia Pagni e Band, Sì. e già gira tutto il mondo sulle piattaforme Amazon. E adesso lo avremo anche nel nostro canale Certo. di Mille Voci. Il brano è Girls, Girls, Girls. Loris Katnar. Come swinging in bikinis, I wanna awaken with wine. Yeah, yeah, yeah. Girls and bitches, want the pictures, so Brenda London could cry.
I just a red-tooed boy and a casting bound and girls standing boundless, one the skinny, telling the dread of the mind. Yeah, yeah, yeah. Feel the Brexit, girls some messy, just when I mention the kind. I just a red blonde boy and a statue bound and girls, 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 girls. I want a picture and the same is too much. I want the crunching, the crunching, the crunch. I never gathered to finish my lunch because they always want to be outside. So girls in the sweater, show the dressing. I want to win in the buy. Yeah, yeah, yeah. Girls in Baltic, show the faulty, so bend alone in the cry. I want the jazz old boy when the stars feel born and girls, 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 girls. Pecan, the sandwich too much. I want the crunching, the crunching, the crunch. I never get to finish my lunch because they always want to be a bunch. So girls in the swinging, girls on the dressing. I want to win and bye-bye. Yeah, yeah, yeah. Girls on the boating, girls just floating, so burn alone in the cry. I'm just a red blonde boy, kinda stand bound and girls, girls, girls. I'm just a red blonde boy, kinda stand bound and girls, girls, girls. I'm just a red blonde boy, kinda stand bound and girls, 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 girls. Grazie. Grazie Loris per averci riportato in queste atmosfere, no? Molto anni fa. Un po' di Elvis. Grazie Loris Kattunar. Bene, adesso a chi tocca? Che è una domanda retorica praticamente, perché quando io chiedo a chi tocca, ovviamente mi autopresento. Ora, come mi autopresento quest'anno? Dicendo che ci sono molte canzoni nuove nel repertorio della Barillaro, come la chiama lui. Ovviamente le canzoni sono state tutte strettamente selezionate da Gianni Turco. Nel corso delle puntate però vi dirò anche chi altro ci ha messo lo zampino. Però Daphne canterebbe tanto bene questa e poi quest'altra, e quindi mi sono dovuta mettere a studiare. Ma la canzone con la quale voglio aprire questa 19ª edizione, in questa prima puntata, è una canzone che la rivista Rolling Stones ha definito tra le prime 20, tra le 200 canzoni più belle della musica leggera italiana. E sto parlando di una canzone di Sergio Endrigo. Il titolo è? Dai Riccardo, prova. Bravo, vedi, Domenico Bartolomeo l'ha presa. Infatti è proprio questo grande successo dal titolo Io che amo solo te. C'è gente che ha avuto 1000 cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Io ho avuto
non ti perderò, io non ti lascerò per cercare nuove avventure. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Grazie, grazie. Spero anch'io di aver superato la prova, come Domenico Bartolomeo, ho superato la prova. Grazie, e anche questa è andata. Bene, continuiamo questa nostra puntata così ricca con un ospite di Mille Voci che è tanto caro al Turco perché lui canta in lingua napoletana, è già stato ospite della nostra trasmissione, si è trovato tanto bene, siamo contenti di riospitarlo in questa 19ª edizione, Paolo Cuccaro! E che piacere, guarda. Non solo il piacere di vedere te, il turco come lo chiami tu, che poi è un turco napoletano. Un turco napoletano, assolutamente. E anche gli amici artisti, tanti artisti che non è che li incontri tutti i giorni, però il piacere di ritrovarli qui a Mille Voci è enorme, enorme. Ci fa piacere. È assai. Vedi, ci fa piacere perché questo è lo spirito che noi vogliamo vivere qui in studio, ma vogliamo anche trasmettere alle persone che ci seguono da casa. Quindi la chiamiamo la famiglia di Mille Voci, di cui tu ormai sei entrato a far parte, perché questa è la seconda edizione di Mille Voci. Sì, vabbè, sono venuto pure nelle precedenti sotto un altro aspetto. Sotto Mentite Spoglie. Sì, oggi torni come autore. Come autore, cantautore, e infatti il brano che eseguirò adesso è scritto insieme al maestro Mario Simeoli, che ha curato anche gli arrangiamenti. Io ho scritto il testo perché era una poesia tutta dedicata ai nonni. Qui scatta l'applauso perché innanzitutto credo che siano delle figure fondamentali nel nostro paese, sia all'interno delle famiglie, ma secondo me anche dal punto di vista proprio della società e della tenuta della nostra società e della famiglia, perché se non ci fossero i nonni sarebbe difficile anche riuscire ad andare avanti nella crescita dei bimbi, dei nipoti, e a volte anche, devo dire, secondo me, per quello che sento, anche economicamente riescono ad aiutare molto all'interno del bilancio familiare. E soprattutto salutiamo tutti i nonni e le nonne che ci ascoltano, perché Mille Voci è una trasmissione tanto anche seguita da persone di una certa età a cui teniamo compagnia, quindi il nostro saluto e il nostro abbraccio a tutti i nonni che ci seguono, e l'omaggio lo fa proprio Paolo Cuccaro e non. Sono contenti se crescere in apud e spesso vanno più belle le figlie
perché rinascono come se fosse nata gioventù. Non è vita mai stanca, all'età non ci pensano più. E ne pute si regna nei vasi, carezze e poesie. L'inde braccia nonna e da nonna, avviziate le cose più strane, le cose più belle. E le cercano a miete capriccia, la luna che stella. Quando i nonni per mano si portano a spasse le pute, o padre e mamma ci lasciano sempre contenti e tranquilli, perché sanno che stanno sicuri in le braccia delle nonne, sempre stritte, rindano a braccia d'amore. L'amore la nonna è più amore la mamma, l'amore la nonna è più amore la padre, è un amore più caro per figli e figlie, e nonna sono sempre contenta e felice. E te viene vicino e tu dici, gli sto bene un amore speciale, è una semplice solennezza, un valore che non tiene prezzo. Quanto amore la nonna darà, quanto amore la nonna darà. Tutti i nonni che ne puta diventano come creature, quando pazzene che figli e figli, che sto tempo che passa diventano da gioventù, e st'amore per chi sti ne puta non fornisce più, e si campa pure la vita per chi sti guaglione, a Natale ogni festa qualsiasi occasione. Allora si spende nei voti tutta la pensione, e sono sempre contento se a loro non ci manca mai niente. Quando i figli ogni giorno le portano a casa in avuta, o nonna e a nonna l'aspettano sempre contenti e felici, perché passano tempo che a gioia pazzia che creatura, sempre vasa e carezza dinda un abbraccio d'amore. L'amore la nonna è più amore la mamma, l'amore la nonna è più amore la padre, è un amore più caro per figli e figlie, e nonna sono sempre contenta e felice. E te viene vicino e tu dici, che sto bene un amore speciale, è una semplice solennezza, un valore che non tiene prezzo. Quanto amore la nonna darà, quanto amore la nonna darà, quanto amore la nonna darà, quanto amore la nonna darà. Paolo, no, resta qua vicino a me. Credimi, mi è piaciuta veramente tantissimo, perché secondo me tocca veramente un tema caro veramente a tanti di noi. Io avevo mia figlia che lacrimava da una parte, mio padre che si faceva la lacrimuccia dall'altra, perché è vero, quando io ero ragazza, sicuramente anche a casa sarà capitato, i genitori ti dicono: ah, quando fai i figli te li cresci, chi fa i figli se li cresce, e poi dopo un po' cominciano a chiamare per sapere: ma non è che tu devi uscire e mi porti i nipoti, perché sentono no? il bisogno. Perché sentono proprio il bisogno, poi ed è vero che è un amore ancora più grande. Io mi emoziono a cantarla perché anch'io sono nonno e quindi tutti i nonni quando ascoltano questa canzone a volte mi scrivono, delle radio che la trasmettono, veramente mi fanno i complimenti, ma non tanto per il contenuto, ma per quello che è stato finalmente detto ai nonni. Assolutamente, una bellissima dedica, grazie veramente tanto a Paolo Cuccaro. Grazie. E un
un abbraccio e un saluto a tutti i nonni. Adesso però ho bisogno sempre di un secondino, perché stiamo quasi addirittura di finale, ma abbiamo delle grandi sorprese, quindi mi serve un secondino, la linea al Turco. Solitudine? Depressione? Stress? Il rimedio è a portata di telecomando. Basta una comoda seduta settimanale per ottenere grandi risultati con 1000 voci per la regia di Gianni Turco. Pochi secondi e torniamo subito in vostra compagnia per presentarvi i prossimi ospiti di questa puntata. Li conosciamo bene, adesso mi faccio una bella carrellata vicino a questi begli uomini, per cui vi presento Savio, poi vi presento Tommy, vediamo se li avete riconosciuti, poi vi presento Luciano, e mi avvicino ad Andrea. Loro sono il nano. Loro sono il Giardino dei Semplici. Ben trovati, Andrea. Il nano l'abbiamo messo al pianoforte. Tu suoni il pianoforte? Quindi, Allora, Andrea e il Giardino dei Semplici sono tornati a trovarci in questa edizione di 1000 Voci. Loro sono ospiti fissi ormai della nostra trasmissione, ci hanno presentato tantissimi dei loro grandi successi e anche quest'anno non potevano mancare. Quindi, cosa ci presentate in questa prima puntata di questa 19ª edizione? Un brano che fa parte di Concept, che è l'ultimo lavoro nato in Casa Giardino, e un brano al quale teniamo particolarmente, come tutti gli inediti che sono presenti in Concept, e si intitola Portami lontano. Andiamo lontano con il Giardino dei Semplici. Portami con te se vorrai. Ho bisogno di me, bisogno di noi. Non ci crederai, ma semplice sarà. Tu mi basterai, voglio vivere con te. Incosciente io, tu lo sai, tra le braccia mie io ti vorrei. Se mi stringerai d'amore tremerò, portami con te e sognerò. Portami lontano dove il cielo è una sottana di un deserto da vestire insieme a te. Angeli nel cuore, diavoli nell'ore, in un corpo da spogliare, dai, perché ci sarò per te, tu ci sarai. L'universo è dentro noi, io ci sarò, tu ci sarai, se vuoi. Se mi penserai, piangerai. Piccoli d'età di un tempo fa, le ciliegie tu con un uovo fresco in più che mangiavi e giri devi su. Portami lontano dove il cielo è la sottana di un deserto da vestire insieme a te. Angeli nel cuore, diavoli nell'ore, in un corpo da spogliare, dai, perché ci sarò per te, tu ci sarai. L'universo è dentro noi, io ci sarò, tu ci sarai. Portami lontano dove il cielo è la sottana, un deserto
se vuoi. Il Giardino dei Semplici a 1000 voci, e li rivedremo in un'altra delle puntate di questa edizione. Questa sigla l'ha scritta lui, che era ospite, è stato ospite di questa trasmissione famosissima che era a Portobello, che io la ricordo questa sigletta, ero piccolina ma lo seguivamo, e lui ha scritto questa sigla. È un grandissimo musicista che torna a 1000 voci dopo qualche anno e siamo onoratissimi di averlo qui con noi. Lino Patruno e gli Hot Stompers. Cioè, assolutamente l'omaggio del pubblico qui in studio, maestro. Grazie, grazie. E sicuramente la gioia del pubblico da casa che la rivede qui insieme a noi in questa edizione di 1000 voci. Voi mi rivede per 1000 voci, ma tanta gente non era ancora nata quando io ho fatto Portobello con Enzo Tortora. Perché? Con Enzo Tortora. Maestro, adesso io faccio quella domanda che di solito alle donne non si fa, ma agli uomini posso farla. Ma lei quanti anni ha? Io non glielo dico, lei mi dice la sua. No. Ah no, io la mia la dico con orgoglio. Allora la dico anch'io. Perché dico anch'io. Ho esattamente fra un mese 88 anni. No, vi prego, qui scatta l'applauso. Maestro, ma complimenti! Ma perché? Una vita dedicata alla musica. No, perché io non fumo, non bevo, non sono sposato, non ho figli e mi piacciono molto le donne in generale. Ecco. Quindi questa è la ricetta per arrivare... Ma sono fuori moda, però è bene così. Complimenti, maestro. Grazie. Lei, parlavamo prima, suona tantissimi strumenti. Beh no, suono il banjo, la chitarra, il contrabbasso, suonavo con Romano Mussolini e poi il pianoforte perché compongo brani, musiche per film, musiche per la televisione. Ho fatto un sacco di... In 88 anni si fanno tante cose. Infatti, una carriera ricchissima. Sì. Veramente è un onore averla qui, perché lei veramente ha fatto anche la storia della musica, no? Nel nostro paese. Del Poi, jazz, non della musica. Del jazz. La musica è un'altra cosa, il jazz è una cosa... Il jazz è una cosa a parte? Certo. È vero? Però il jazz è importante perché la gente non lo sa. Allora la gente crede che il jazz sia una musica dei neri. Il jazz lo hanno creato i siciliani in America negli anni 10. Allora io ho fatto degli studi, faccio conferenze, faccio seminari nelle università e ho suonato con la maggior parte dei grandi della storia del jazz e ho saputo tante belle cose che io dico e racconto e ho mandato i miei studi al presidente Mattarella, siciliano, che mi ha ringraziato con una lettera meravigliosa che ho attaccato alla parete della mia stanza del salotto. Beh, un bel riconoscimento, no? Insomma. Comunque il primo disco della storia del jazz l'ha inciso Domenico La Rocca, Nick La Rocca,
figlio di Gerolamo La Rocca di Salaparuta in provincia di Trapani. Ecco, quindi diciamo che il jazz è italiano. Ma certo, prendiamoci questo è merito. italianissimo. Prendiamoci questo merito. Certo. Allora, Turco, io la butto lì. Secondo me Lino Patruno ha talmente tanto da raccontare che ci dobbiamo organizzare uno specialino, perché io qui questa storia, la storia del jazz, la voglio sentire, voglio sentirlo suonare tutti questi strumenti. Abbiamo già Quindi fatto lo speciale nel 2009. ho capito, io però nel 2009 Lino, non te lo c'ero. ricordi, Lino? Certo che mi ricordo, Gianni. Anche queste chicche le potete trovare sul canale Mille Voci di YouTube, Certo. sul canale YouTube di Mille Voci, però io non c'ero, quindi secondo me possiamo rifare, insomma, organizziamoci. Allora, maestro, Ok. In questo brano si esibisce Old Jazz Band Ball. E indovinate chi l'ha inciso, chi l'ha scritto? Nick La Rocca. Nick La Rocca, infatti vengo qui proprio sullo Vede? spartito, sì sì. Ecco. E questo strumento si chiama? Questo è il banjo, è l'unico strumento inventato dagli americani, perché tutti gli strumenti sono europei. Questo è lo strumento americano basato su un principio africano: una tastiera, una pelle e delle corde. Bene, allora abbiamo l'onore, oltre che il piacere, di avere qui con noi Lino Patruno e gli Hot Stompers in All the Jazz Band Ball. Lino Patruno e gli Hot Stompers. Posso strapparle la promessa che tornerà a trovarci in un'altra delle puntate di questa edizione, maestro? Ma certo! Ecco, allora rimanete con noi perché avremo questo grandissimo piacere di avere di nuovo con noi Lino Patruno. E adesso linea a Gianni Turco. Grazie. A voi.
questa edizione promette proprio bene se il buongiorno si vede dal mattino, perché questa prima puntata è stata veramente ricchissima di ospiti. Adesso proprio siamo arrivati al gran finale e seguiteci, perché in tutte le prossime puntate vivrete delle grandissime sorprese. E noi questa prima puntata della 19ª edizione la chiudiamo in bellezza con i Santo California. Grazie a te Daphne, grazie anche a Gianni che ci ha voluto qui questa sera, siamo contentissimi. Siamo felici, assolutamente. Voi siete veramente una piacevolissima compagnia. Grazie. Ci avete seguito, ci seguite in tutte, partecipate alle edizioni Sempre. di Mille Voci, sempre presenti quando il turco chiama, i Santo California rispondono, sempre con delle bellissime canzoni che io mi faccio sempre altamente dedicare, cioè questa è la verità, perché ogni volta dico a Pietro, vabbè, dedicamela, così me la chiamo. La canzone con cui concludiamo questa prima puntata della 19ª edizione di Mille Voci sarà? Allora, sarà Dolce Amore Mio, è un brano che volevo dire, naturalmente un autore quando fa un brano è dedicato a qualcosa o a qualcuno. In questo caso noi l'abbiamo composta perché uno di noi all'epoca si era lasciato con la ragazza, cosa che capita anche questo, e quindi per cui ha composto insieme a noi questa canzone sperando che lei si intenerisse, cioè si intenerisse sentendo questa canzone, torna da me. Sai, si rendeva, invece praticamente lei era del sud Italia, Capatosta, quindi per cui una volta finito un amore penso che non ritorna indietro, però è rimasta praticamente un grido al vento, questo Dolce Amore Mio. Quindi non ha sortito l'effetto voluto, diciamo la verità. Sì, a volte purtroppo è così. Vediamo se però magari dedicandola qualche fidanzato che è stato lasciato la vuole dedicare, potrebbe ottenere magari un risultato diverso. Anche questo, no? sì, è capitato già ad altre persone, a noi perché no. Però a voi no, ma tutte le vostre canzoni sono assolutamente dedicabili e romantiche, quindi noi abbiamo il piacere di avere di nuovo qui a Mille Voci Santo California e chiudiamo questa puntata di Mille Voci con Dolce Amore Mio. Non sei più accanto a me, ma io non ti scorderò. Sento ancora il dolce viso tuo tra le mie mani, quanto amore ancora c'è. Questa stanza cerca te. Quanto tempo che mi importa ormai, ti aspetterò. Dolce amore mio, tornerai qui da me. Accanto a me, ma io non ti scorderò. Quanto tempo che mi importa ormai, ti aspetterò. Dolce amore mio, sono solo in questa stanza che è vuota senza te. Ma in questo silenzio senza vita
c'è ancora il tuo profumo. Ritorna, io ti aspetterò. Tu, dolce amore mio, tornerai qui da me, tornerai, ti aspetterò. Dolce amore mio, tornerai qui da me, tornerai, ti I Santo California! In questa 19ª edizione di Mille Voci, e voglio chiamare qui vicino a me tutti gli artisti che si sono esibiti nel corso di questa puntata. Maestro, se riesci, sarebbe un onore. Lino Patruno e gli Hot Stompers, Cativa Arnà, il Giardino dei Semplici, Loris Katnar, Paolo Cuccaro, Lorenza Bettarelli, Riccardo Antonelli, Domenico Bartolomeo, Mimmo Cavallo. Non ho dimenticato nessuno, quindi grazie per questa apertura, per questa bellissima apertura di questa edizione di Mille Voci, e tutti insieme concludiamo con la sigla! Voci suonano potenti come mille baci, quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci crederai. Mille voci suonano potenti come mille baci, quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci crederai. Mille voci, mani che si stringono con mille amici, mille luci che riaccenderai. Mille voci. Grazie, alla prossima puntata!